all'inaugurazione che avverrà sabato prossimo alle ore 12 sarà presente l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. In quell'occasione poi verrà consegnato anche il premio Ivano Pucchiesa, che è giunto alla 7ª edizione, un premio che Longarone Fiere ha istituito insieme all'Associazione Bellunesi nel Mondo, che quest'anno verrà assegnato a Martino Liuzzi, che è un giornalista, autore di libri, un esperto di gelateria marchigiano, che è profondamente legato a Longarone, è sempre vicino a noi in ogni edizione della Mostra Internazionale del Gelato e in questi anni ha curato anche dei libri particolarmente apprezzati su temi legati, come dicevo prima, al mondo della gelateria. È importante la presenza dell'Istituto Agrario di Vellai, qui c'è Flavia, ma sarà presente con uno stand in tutte le giornate di apertura della fiera, con dimostrazioni soprattutto in ambito forestale, di manutenzione, di taglio, eccetera, eccetera, quindi sarà anche un'opportunità anche per eventuali scolaresche che vorrebbero venire a visitarci, in modo da rendersi conto e venire a contatto con questa realtà che anche questa, lo dico sempre anche nel ruolo che ho di Presidente della provincia legato agli edifici e all'edilizia scolastica, è un fiore all'occhiello della provincia, penso invidiato anche della regione Veneto in toto, perché avere un istituto così di alta professionalità sicuramente è un grande onore e orgoglio per la provincia di Belluno poterlo avere. Con grande soddisfazione Longarone Fiere Dolomiti apre il 19 di marzo, primo fine settimana, la fiera Agrimont, fiera finalmente in presenza dopo 2 edizioni che purtroppo sono saltate. Quella dell'anno scorso è stata fatta in virtuale, quindi il 19 di marzo il primo fine settimana, il secondo è quello del 25 di marzo. Una fiera molto partecipata nonostante tutti i problemi che ci sono, ancora l'emergenza sanitaria, la guerra, perché avremo durante la fiera 198 marchi nazionali, 157 che provengono da 13 regioni italiane e 41 che provengono da 11 paesi esteri, quindi una fiera, quella di Agrimont, che sta diventando sempre più una fiera nazionale ed internazionale. Effettivamente poi è collegata anche con la Fiera delle Foreste che avremo invece a settembre, con l'evento anche Boston Nord-Est, quindi stiamo parlando di una fiera che sta diventando sempre più partecipata, sempre più internazionale e nazionale. Abbiamo il tema dominante di tutti gli incontri che ci saranno, quello del collegamento fra l'agricoltura e l'ambiente. Come dico, non esiste più per l'agricoltura solo la PAC, oggi c'è anche il Green Deal, c'è la biodiversità, che sono 2 altri grandissimi programmi europei che portano importanti finanziamenti, ma anche importanti obiettivi, importanti opportunità per il mondo dell'agricoltura. E noi ci occupiamo soprattutto di quella di montagna, quindi agricoltura e zootecnia di montagna sono i nostri grandi obiettivi per i quali appunto stiamo lavorando proprio per valorizzare il nostro territorio, in particolare quindi bellunese, il Veneto, e quindi i territori di montagna che soprattutto in questi momenti hanno molto bisogno di un aiuto, visto appunto quello che sta succedendo per esempio con le materie prime. Quindi venite tutti, 19 marzo e 25 marzo, sono i 2 fine settimana, 19, 20, 25, 26, 27 marzo, venite a Fiera Agrimont a Longarone Fiere Dolomiti. Posso esprimere grandissima soddisfazione per questo ritorno in presenza di Agrimont. Siamo alla 41esima edizione della Mostra dell'Agricoltura di Montagna, che per Longarone Fiere e per l'intera provincia di Belluno è un po' un fiore all'occhiello. Ringrazio tutte le aziende espositrici che hanno quest'anno creduto fortemente in questa manifestazione, abbiamo occupato tutti gli spazi, ma soprattutto messo in piedi un calendario di eventi collaterali che affronteranno temi di attualità dove riflettere. Un grazie particolare va alle associazioni di categoria, in particolare Coldiretti, Confagricoltura, CIA, che ci hanno messo veramente tutto la loro professionalità e il loro impegno per affrontare questi temi e soprattutto per esaltare uno dei settori trainanti dell'economia della provincia di Belluno come quelle dell'agricoltura di montagna. Oggi siamo veramente preoccupati, oggi la situazione è molto grave, ci sono momenti in cui probabilmente gli agricoltori bellunesi si trovano proprio nella condizione di non seminare, nel senso oggi stiamo pensando a lasciare i campi da sfalzare o da non seminare, perché i costi di produzione e l'incognita del raccolto è veramente il problema principale. Quindi è la festa dell'agricoltura di montagna, la fiera dell'agricoltura di montagna, però le difficoltà ci sono. Queste difficoltà le presentiamo alla Regione, le presentiamo in un convegno unitario con Confagricoltura e con CIA,
lo facciamo il 19 alle 9:30. Il convegno ha come tema proprio la sostenibilità economica dell'agricoltura di montagna, quindi tratterà i temi, diciamo così, più specifici, un convegno tecnico direi, nel senso che tratterà gli aspetti del piano di sviluppo rurale, quindi di competenza specifica della regione e anche dello Stato, del Ministero, vista la nuova programmazione della politica agricola. Ed è un tema in cui andremo a sottolineare quelle che sono le difficoltà che abbiamo avuto nel precedente PSR, cercando di dare anche delle indicazioni per la nuova stesura, quindi per le nuove misure appunto del piano di sviluppo rurale. Questo in linea generale. Poi ovviamente, come col diretti, organizzeremo una serie di incontri in webinar la settimana, diciamo così, nella settimana tra i 2 weekend di Agrimont, che tratteranno varie tematiche, qualcuna specifica anche dell'assessore Corazzari, quindi il lupo e l'agricoltura, quindi vorremmo avere i dati proprio per quanto riguarda gli ultimi diciamo così, dati relativi al monitoraggio dei lupi. Alcuni temi riguardano specificatamente la parte forestale, i crediti di carbonio, si sta parlando delle foreste e dei crediti di carbonio in questa provincia, quindi faremo chiarezza anche su questo. E un altro tema è quello delle maglie, sempre a noi caro per la provincia di Belluno, che diciamo così è un tema che già affronteremo appunto il 19, ma che sarà poi anche in maniera tecnica affrontato il giorno 22, se non erro.